Bene, il nostro percorso non finisce mai e si arricchisce sempre di nuovi ospiti. Sono con una vecchia conoscenza, anche se è un giovanissimo sommelier di Ice, responsabile del gruppo di servizi di Treviso, e sono con Domenico Loparco. Domenico Loparco. Ve lo ricorderete perché con lui abbiamo fatto tantissime manifestazioni. La più importante era la 300%, che ovviamente adesso con le nuove regole del Covid abbiamo dovuto aggiornare. Però ripartite da Treviso. Sì, ripartiamo con tanta emozione, tanto entusiasmo, perché quello non manca mai. Ma la notte qui a Treviso già l'anno scorso l'avevamo proposta, purtroppo per le restrizioni Covid. A poche ore, cioè quasi dall'inaugurazione. Esatto, a poche ore, quasi sì, 4-5 giorni prima l'abbiamo dovuto interrompere, con il rammarico di tutti i produttori, perché purtroppo loro ci tengono a queste manifestazioni. E noi quest'anno l'abbiamo riproposta, ci siamo riusciti. Impegno di tutti, il gruppo servizi di Treviso sempre disponibile a dare una mano e a supportarci, perché la delegazione si fa il grosso della manifestazione, però il gruppo servizi è il motore trainante di queste manifestazioni. È impegnatissimo. E anche i produttori naturalmente, che sono sempre ben volenterosi nel partecipare a queste manifestazioni. Tra l'altro, lasciami dire, complimenti perché avete trovato una location eccezionale. Siamo qui nel chiostro appunto di Santa Caterina, e che tra l'altro è anche una location di mostre importanti. Certo, sì, qui fanno tantissime mostre, quasi tutta la struttura, compresa la chiesa, fanno le mostre e sono tante volte eventi anche importanti. E qui è bellissimo perché siamo in questi, come dire, in questi spazi quasi dedicati, no? Perché ogni banco ha un suo colonnato. Esatto, ci sono poi tutte queste statue, questi repertori di sculture che contornano la degustazione. Guarda su che bellissima, Esatto, sarebbe stato bello farlo là sopra, anche una piccola degustazione, ma è un'area non accessibile purtroppo. Okay. Quindi è già un bellissimo risultato qui. E poi organizzazione perfetta, perché mi sembra che è fatta a turni in modo da non avere problemi di numero di persone, no? Certo, sempre per le restrizioni Covid purtroppo siamo costretti a contingentare la gente in modo che arrivi a orari diversi per evitare gli assembramenti. E i banchetti belli distanziati, e potevamo mettere magari anche più aziende, però sempre per queste restrizioni sono un po' più larghe, ed è anche più bello anche visivamente guardare la gente che degusta. Ma ricordiamo anche adesso qui, non lo vedo, ma dopo lo vedremo, anche il nostro delegato di Treviso, Vladimiro Gobo. Certo, il motore trainante di questa manifestazione, lui è un vulcano di idee, di manifestazione, lui proprio adora stare in mezzo alla gente, comunicare, divulgare il vino e tutto quello che ci va dietro, e sta preparando sicuramente qualcosa. Sì, qualcosa, c'ha i sigari nel pomeriggio e la conduce lui, quindi non è un semplice delegato che se ne sta lì ad accogliere i suoi ospiti. È operativo. Moltissimo operativo. E tra l'altro è proprio un programma stupendo, perché ad esempio mi parlava stamattina della pausa pranzo, diciamo, che è organizzata con una visita su alcune realtà gastronomiche, alcune trattorie, mi sembra. Esatto, sono delle trattorie di Paolo Lai, che è collaboratore, diciamo, con noi per questa manifestazione. Sono 4 cicchetti abbinati alle 4 tipologie di Raboso. Quindi è bello che uno arriva e trova il sommelier dell'Ice ad aspettare. Certo, trova il sommelier dell'Ice che gli spiega il vino, il territorio, abbinato al cicchetto che gli viene poi dato dal ristorante, lo degusta e poi si sposta su un'altra trattoria per avere un altro cicchetto. L'unico che è un po' limitato è il tiramisù, solo nel pomeriggio, poche porzioni, ma perché la manifestazione poi va a concludersi alle 19, di conseguenza... Domenico, ti faccio i complimenti a te, a tutto il gruppo servizi, a tutta la delegazione. Vladimiro lo sentiremo poi magari in chiusura della manifestazione stessa, e stiamo facendo le degustazioni. Io direi di fare un brindisi a questo punto, no? Cosa dici? Certo, obbligatorio. Cin e buona degustazione a tutti. Buona degustazione e buon Ice, perché Ice c'è in tutto il Veneto, c'è in tutta Italia, e c'è in tutto il Veneto, che tra l'altro ci sono veramente tantissime manifestazioni in partenza, quindi andate a consultare il sito www.iceveneto.it perché troverete
tutte queste Certo. nuove degustazioni in partenza con masterclass e tanto altro. Ancora. Cin Cin ancora. a voi.